Mamma mia, che capolavoro. Sti qua i messukoi tagliati a tocchi piccolini, queste sono le mie zucchine tagliate a pezzi piccolini, fatte quasi soffriggere, cioè ci spruzzo su dell'olio, le giro spesso. Quando sono un po' scurette ci aggiungo farina di riso, faccio girare, saltare, aggiungo una spruzzata di olio, poi altra farina di riso per 4-5 volte, ovviamente un po' di sale o comunque spezie e viene un capolavoro. No. È una combattente pazzesca, perché io mi ricordo come mi è morta l'altra, mi è morta in braccio. Cioè questa non sta ferma, cioè questa non molla. Che tipa. Eccola, giustamente per me vivendo in camper, stare in camper è come stare a casa. Soprattutto in questo periodo estivo so veramente a casa, perché pieno di ladri in giro, puta gente. E allora me camperizzo e me farò vecchio. Guarda, consiglio motociclistico, sto strafante qua è della semplice gomma, quella che si mette dentro i cassetti o le credenze per non far scivolare i bicchieri. Allora, ti metti qua sul monoposto che non fa male a nessuno, adesso la taglio giusta che non copra i fari e te lighi a tenda qua, ma aspetta un attimo. Un altro trucchetto è questo è il classico telone da moto. Con questo avvolgi lo zaino, così se piove hai lo zaino protetto, ma soprattutto quando arrivi hai anche il telo per coprire la moto, cioè anche se non piove comunque per l'aguazzo si dice da noi, per l'umidità. Esatto, più o meno così. Dopo che metto altre corde per sicurezza. Più o meno circa arte, più o meno circa. Insomma, poi bisogna vedere uno come che la interpreta. Cioè c'è anche il telo. Ah beh sì, altro che GS. Guarda, ti pensa nonna che lei ne vuole che coppa i nonni e mi te fai a pizza invece. Cioè guarda che bravo nervoso che sta. Ancora qui che vorrai. Lo so. Che coppa in. Ma è così è moda adesso. Fa freddo, non piove e si parte in moto in tenda. C'ho la carica dentro. 12 luglio, so che non interessa a nessuno sta roba, però guarda un attimo, 12 luglio, maniche lunghe e maglione della salute, ovviamente giubbotto da moto anche. Cazzo, fa freddissimo. Le minime in Slovenia saranno di 15 gradi, motivo per il quale, siccome devo dormire in tenda, mi porto via anche la maglia di lana. E consiglio anche a te, quando vai a dormire in tenda, di guardare le minime, perché può sembrare sempre sì tutto bello, tutto facile, ma se poi vai in montagna, cioè di giorno hai caldo, ma di notte le minime non sono mica come da noi, quindi attenzione, guarda sempre il meteo quando vai in tenda, o meglio, picca il meteo e le minime, ossia le temperature notturne indicate dal meteo. Dimmi, Mina, proprio che su fretta te vuoi tutte ste cocque, Di solito non te ho tutte ste cocque, porco can, ma qua che a me corre drio e continuo. Nella puntata di oggi c'è Omar, Marco e Nicola che hanno 748 a casa e mi viene sempre col multistrada. You let me violate you. You let me desecrate you. You let me penetrate you. You let me complicate you. Help me. I broke apart my insides. Help me. I've got no soul to tell. Help me. The only thing that works for me. Help me get away from myself. I wanna fuck you like an animal. I wanna feel you from the inside. I wanna fuck you like an animal. My whole existence is flawed. A punti interni, chi ha il pistolino piccolo va a pisciare di nascosto in mezzo agli alberi, mentre chi ce l'ha delle giuste o generose dimensioni ci tiene a farla vedere al mondo intero. Cioè è una fonte di soddisfazione. Sex I can smell.
Là. Guarda, 4 perfetti. Guarda che razza e posti che porto Dio caro. Guarda che posti che il porto mangiare. Guarda Dio caro, guarda che porto mangiare, Dio gatto. Non filmerò col telefono perché mi si è scaricato, non mi carica più il piccio della moto. Pensa, perfino quel suo Ducati e rompicoglioni, robe da matti. Comunque, questa clip è per raccontarti che questa è una birra locale. Quindi se vieni da queste parti sai che la Tectonic è una birra locale. C'è la Paleale, detta così in Veneto, Pale Ale in inglese, e la IPA come che dice loro. Il posto strafigo che vedi si chiama Character Bar, te lo segnerò poi nelle puntine, anche se la puntina era già stata fatta del lago Buiginsko. Se guarda, sei in riva al torrente e lì hai il lago, eccolo là, guarda che lo vedi, dietro il Terrigo a Volvo. La vecchia era chiusa, abbiamo preso il cibo giovane. C'è della piccolezza qua. Sì. Buona pranzare. Niente, abbiamo trovato nuvolo. È un peccato perché il posto l'avevi già visto ed estate. È una manna dal cielo, c'hai un coso là, cos'è un nome? Un lago che è una piscina. Queste spiazzette d'erba tranquille. Insomma dai, godiamocelo nella versione non balneabile. C'è gente che ha fatto il bagnetto. No, sinceramente col nuvolo così senza sole non mi ispira mio Dio caro, no. Poi guarda, diventa scura già subito. Ti ricordi quest'estate com'era? Era tutta bella, trasparente, filmona la via. Dai, metterò a fare il pisucchetto. Giovani motociclisti prendono il volo in Slovenia e si ritrovano in quel di Caorle. Ok, ora proviamo a vedere questo gioco nuovo, come funziona. È una specie di kitesurf con un aquilone e io ho visto involontariamente le tette di questa signora che si è spogliata. Erano un po' vuote e ci sono anche rimasto un po' male. Ecco Omar mentre si immagina di fare il bagno. Comunque Fai, non sto scherzando, oggi è il 12 luglio, una cosa del genere, cioè siamo a metà luglio, fa freschetto. Metto la sveglia e mi tiro su prima, così. Stiamo studiando il posto per fare la tenda life. È che sì, è una zona, come vedi, non c'è casino, ma è tanto turistico. Hai capito? Io la mia prima e unica multa in Slovenia l'ho presa qui per un parcheggio. Che fare, cosa non fare, ma che soprattutto problema, perché fare? Però domani, a parte che noi dobbiamo smontare prima che sorga il sole, ma il sole est è quello là. Quindi sorge da lì. Quella mattina ci becca subito. Ma tanto quando sorge il sole dobbiamo smontare le tende, quindi il problema non si pone. Non può in moto, ma ci sono le telecamere che sgamano immediatamente. Probabilmente andremo in campeggio. Che altro dicevamo anche. Dici sì, non passa nessuno di sera, ma se ti tengono d'occhio e dicono ma quella moto è ancora là, dai che passiamo a rivedere se c'è, qua e là avevano le tende attaccate dietro, hai capito? Quindi dicono se hanno le tende attaccate dietro può essere che dormono qua, lasciano lì la moto, hai capito? Quindi 18 euro di assicurazione per il furto la pagherei, incluso... Sì, perdiamo l'avventura. Non so, però incluso nell'assicurazione per il furto c'è anche la doccia calda e la vista al lago. Poi se vuoi una biretta o qualcosa c'è sempre il baretto vista al lago. Il Giappone ha un precatalizzatore che controlla cosa entra. Aspetta che riprendo questi 2,5 minuti di semisole. Io ho già fatto la puntina del posto, è ultra consigliato, è uno dei miei posti veramente preferiti. Se tieni in camper vai al campeggio Buinzi Camping e mi raccomando vieni su per Germonato in mezzo, passi il lago di Bled e poi lì qua, hai capito? Perché sennò le altre strade sono seriamente impegnative. Appunti turistici, il Gelatonski costa meno rispetto a Jesolo, 1,80 la pallina, Jesolo 2 euro, 2,20 euro. Aspetta, volevo far vedere in qualche modo come funziona il mio tendame, la mia moto camperizzata, solo che provo a mettere la GoPro qua e ricordo che questa cosa è un po' come le catene da neve, se le usi tra virgolette spesso stai un attimo, altrimenti dopo non ti ricordi come funziona. Però era più o meno così circa. Allora questo andava in piedi, questo andava in piedi
Adesso non so se c'era un ordine, ma uno valeva l'altro. Uno vale l'altro. Quindi io tiro qua. No, fermo. Ecco, fermo Dio là. caro. Stupa il bottone, chiudi. Vedi che non parte bene. Devo. Quindi quando tu tiri su, stai sempre attento che faccia l'effetto ombrello, così aperto. Ok. Fai la stessa cosa di là. Tu la apri un pochino. E Dove? tiri su quello lì. quello lì. Ok. Mettiti davanti. Apri un po'. Ok, e andata. vedi che faccia. Ok. Perfetta. A posto, adesso ti basta Eccola. solo picottare. 2 secondi e via. Aspetta che forse non so neanche No, se non si è chiamava visto. mica 2 second. È vero. Eccola là, vedi? Fantastica. Si metto i picchettini che sono opzionali, però sempre consigliati. La mia bellissima tenda l'avevi già vista quando eravamo andati sul lago di Garda, quando mi sono spaccato le ossa con i go-kart. Bellissima, 2 entrate, zanzariera alle tasche per mettere telefonino e varie. Cosa importantissima nel tetto, vabbè adesso non vedi che è buio pesto, nel tetto ha il coso per appendere la lampada, io ho messo la torcia da testa all'entrata, solo che io ho lasciato a casa i picchetti extra per l'entrata, la prossima volta li riprenderò. Figata, sto vedendo tante di queste soluzioni qua, delle specie di roulottine con la tenda. Figata, guarda quante. Peccato, è vero che vedi, io predico bene e razzolo male, cioè non bisogna vivere di aspettative e soprattutto non bisogna rimurginare quando è inutile sulle cose che non vanno. Diciamo che io qua non ci sarei tornato con gli amici se non per fare il bagno, perché questo è un posto paradisiaco per i bagni, però altrimenti no, nel senso che ci sono stato tipo una dozzina di volte qua, ma ha senso ritornarci la 13ª senza fare il bagno. E il giardino a casa dei Singano, si vede anche il lago. Canti a Silvia Salerti. Ah, che bello! Ah, che bello! Fattissima Questo è il posto. Promette, sembra che promette molto bene. Siccome abbiamo qualcuno poco etero, ci siamo travasati dentro. Molto bello come posto. Molto bello. Sì. Guarda che fuori è il coso, questo è il nome, il lampadario. Giusto per mangiare leggero. Guarda Marco, quello è tipo il spada, si chiama, perché è la spada. Lo capiamo. E questa è sempre Carrefour, sta attento a dire. Sì, pesa veramente tanto. Ah, Questa come si chiama? Spada anche la questa? spada anche quella perché sia spada. Se la spassetton si chiama spassetton. Oh, quanto strano è, cioè essere fuori con gli amici di sera. Sei in Slovenia, su un altro stato, cioè, è troppo strano. musica tecnoslava. Bellissimo, bello. Ora ci dicono qua dalla regia che questo amaro tipico si chiama Pelinkovet. Non so se si sente, siamo in un bar ignorantissimo, tipicissimo, cioè proprio tipo un paesino in periferia. Senti Gloria in sloveno che suona, senti. Gloria in sloveno. Quello top. Ma che me desmente, questo liquore tipico che te l'ho detto prima, sa da eucalipto almeno, a naso sa da eucalipto. Da 2 eucalipti. Cavare, non hai. Non è stata la fine settimana del piscina tour, però ci siamo divertiti comunque molto. Ci stati bene. Poi in questo campeggio è un sogno, veramente un sogno questo campeggio. Dio caro, anche la vicina imbriaca francese molesta.